Domenica 29 maggio si è svolto il campionato regionale individuale categoria ragazzi, Trofeo Banca Popolare di Vicenza, dedicato alla memoria di Gino Consolaro, storico presidente della CSI FIAM Vicenza, società organizzatrice della manifestazione e da sempre tra i primi club berici quanto a promozione. CSI FIAM è orgogliosa di aver organizzato questa manifestazione, che è un punto di ritrovo di tutte le società venete che seguono i ragazzi. È il primo livello, la prima sfida che i ragazzi hanno, loro che si avvicinano all'atletica hanno, e quindi è per noi un motivo d'orgoglio organizzare questo, oltretutto in questa cornice di questo campo bello, direi. È una bella festa dello sport, i ragazzi si ritrovano qui, hanno occasione di incontrarsi, di conoscersi meglio e anche di confrontarsi. Ed è bello il vedere l'agonismo che loro mettono, per loro è come vincere le Olimpiadi. La categoria dei ragazzi in questi ultimi anni ha avuto un boom di tesserati notevole, e per noi la scommessa è quella di portare questi ragazzi a fare atletica per un arco di tempo molto lungo e di averli ancora in campo quando saranno allievi, juniores e magari anche seniores. Un impegno organizzativo notevole quello messo in campo dalla FIAM Vicenza, tantissimi volontari che si sono adoperati per allestire il campo di gara, un'impresa considerata la violenta perturbazione abbattutasi su Vicenza nei giorni precedenti. Abbiamo dovuto, oltre all'organizzazione del campo dal punto di vista tecnico e anche così un po' scenografico, lavorare veramente sodo per rimettere il campo in condizione di poter ospitare questa bella manifestazione. E volevo proprio ringraziare tutta l'equipe tecnica, dirigenziale, genitori e soprattutto atleti che sono stati qua veramente tante ore a dare una mano. 8 ori a Vicenza, 5 a Treviso. 2 province da sole si sono aggiudicate più della metà dei titoli in palio nel campionato Veneto Ragazzi. Treviso in particolare, 7 giorni dopo la vittoria nel trofeo delle province di Caprino Veronese, ha messo in mostra i mezzofondisti Fabrizio Talamini e Nicole Marsura, arrivati entrambi alla miglior prestazione italiana stagionale di categoria nei 1000 metri. Ma oltre all'aspetto tecnico, a questa età è importante divertirsi. A questa età è importante avvicinarsi allo sport, per noi all'atletica leggera, e cominciare ad appassionarsi e divertendosi fare anche queste manifestazioni, le gare. È stata entusiasmante perché mi sono sfidato con ragazzi che neanche conoscevo e ho fatto anche nuove amicizie oggi. Pensavo di arrivare secondo, ma poi sono riuscito a dare lo scatto finale per arrivare prima. All'inizio ho fatto il primo lancio e l'ho tirato abbastanza lontano e poi chiedevo alle altre ragazze quanto facevano e dopo che ho fatto il primo lancio mi sono tranquillizzata e negli altri lanci ho allungato e ho accorciato la rincorsa per provare a lanciare di più, ma non ci sono riuscita. È andata molto bene. Sono rimasto in coda nei primi 400 metri e dopo sono passato avanti, ai 400 ho aumentato e nei 200 sono andato avanti fino alla fine con lo sprint.